Noi come amministrazione stiamo cercando di mediare gli interessi di questi lavoratori, di queste famiglie, rispetto a delle posizioni durissime della sovrintendenza che sulla paesaggistica e sui vincoli del centro storico di Venezia sono tranchant, cioè sono durissimi. Mi rendo conto che per alcuni operatori siano decisioni difficili da accettare, ma sul riordino del commercio non avevamo altra scelta che intervenire. Così l'assessore Renato Boraso, delegato dal sindaco a seguire la questione dei famigerati pianini, difende l'operato dell'amministrazione comunale, mentre due ambulanti dell'associazione Goia continuano lo sciopero della fame con la solidarietà di tutti i colleghi. Abbiamo fatto un grande lavoro, sostiene Boraso, considerato che eravamo obbligati per legge a muoverci d'intesa con la sovrintendenza. Alcune associazioni come Ascom e Confesercenti ne hanno riconosciuto il valore, altri commercianti non sono contenti. Abbiamo provato fino all'ultimo ad andare loro incontro, modificando la delibera per tenere aperto uno spiraglio su Lista di Spagna e Rioterà Sabbioni e continueremo a fare il possibile nei limiti della nostra autorità, che su questa vicenda purtroppo è limitata. Si è fatto ciò che non si è mai fatto in 20 anni, cioè riordinare salisate, campi plateatici nel rispetto anche dello Stato. E qualcuno deve capire che esistono anche leggi dello Stato. Certo, è un cercare di contemperare gli interessi degli operatori con gli interessi di chi vorrebbe tutti i campi liberi, tutte le salisate libere, tutte le calli libere. In realtà ci sono anche le persone che noi dobbiamo tutelare dal punto di vista del lavoro.